In Veneto la crescita del contagio è in calo ma costante. La regione è impegnata nell'acquisto di respiratori per arrivare all'istituzione di oltre 800 postazioni di terapia intensiva. L'annuncio del presidente Zaia. L'odissea di due studenti veneti che non sanno come rientrare a casa da Genova quando venerdì sbarcheranno dalla nave della Farnesina che dalla Spagna dove si trovano li porterà in Italia. L'appello di una mamma. I porti di Chioggia e Venezia sono operativi nonostante tutto, l'ha dichiarato oggi il presidente dell'autorità portuale Pino Musolino e sulla Costa Vittoria ha detto la questione è risolta. Un gabinetto di guerra dal quale il Comune di Venezia coordina le attività, i servizi e l'informazione ai cittadini. Il sindaco Brugnaro parla della Smart Control Room. È iniziata anche nel veneziano la distribuzione delle mascherine fornite dalla regione. Nel prossimo servizio le indicazioni su come poterle recuperare. Il patriarca Monsignor Almoraglia ha voluto esprimere, dopo il suo toccante messaggio di ringraziamento ai medici, un segno concreto di vicinanza alla sanità veneziana nella battaglia al coronavirus. Il reportage su quanto sta accadendo a Londra con le immagini e il racconto di un'ex studentessa veneziana che da tempo vive nella capitale inglese. Buonasera e ben ritrovati con l'informazione di Venezia e provincia. In primo piano il bollettino appena arrivato dalla Regione Veneto con tutti gli aggiornamenti per quanto riguarda i contagi e i ricoveri per il coronavirus. Lo andiamo a vedere insieme a voi. Sono 6.069 i positivi in Veneto con un incremento di 121 casi rispetto a questa mattina. Per quanto riguarda la provincia di Venezia i casi sono 840 con un incremento di 3. Sono invece 3.753 le persone in isolamento domiciliare. Totalmente sono 16.220 in tutta la regione. Per quanto riguarda invece i ricoveri sono saliti a 1.326 in tutta la regione con un incremento di 8 pazienti, sono invece 314 i pazienti in terapia intensiva con un incremento di 10 pazienti, 414 invece i dimessi e purtroppo sale drammaticamente il numero delle vittime, dei decessi, siamo a 237 con 21 decessi in più rispetto all'aggiornamento di questa mattina. Tra questi bisogna annoverare anche due casi. Due decessi, come detto, all'ospedale di Jesolo e un paziente che purtroppo ha perso la vita all'ospedale di Dolo. E in Veneto dunque la crescita dei contagi è in calo, è continua, rimane costante, ha spiegato il governatore Zaia. La regione è impegnata nell'acquisto di respiratori per arrivare all'istituzione di più di 800 postazioni di terapia intensiva. Saranno utilizzati anche quelli attualmente in uso dai medici veterinari. Noi abbiamo una crescita costante, lenta, che per carità ci permette di essere molto più reattivi e più performanti nelle curve, ma c'è. Arriveremo a un punto che se non si ferma avremo la difficoltà di far trovare un letto libero all'ultimo paziente che ci chiede il letto. Da un lato la lotta prima a ridurre e quindi a fermare il contagio da coronavirus. Un impegno che oltre alle istituzioni regionali, con un fitto controllo degli eventuali positivi attraverso i tamponi, la consegna delle mascherine protettive e le verifiche delle condizioni di sicurezza nelle aziende, coinvolge anche tutti i cittadini, chiamati ancora una volta a rimanere a casa a meno di necessità improrogabili. Ma dall'altra anche un impegno da parte della Regione a seguire una programmazione scrupolosa delle postazioni di cura. L'emergenza è quella di creare dei posti letto di terapia intensiva, ne abbiamo già 825, ce li abbiamo sulla carta e siamo in attesa di un carico di 50 respiratori che abbiamo comprato in Svizzera che è per strada, se qualcuno non ce lo blocca per strada ha già passato Milano e sono 50 nuove speranze di vita. Da subito abbiamo chiesto in tutte le riunioni 200 respiratori al governo, quindi alla protezione civile. Ad oggi ne sono arrivati una cinquantina, poco meno una cinquantina, ad oggi dopo un mese. In Veneto ci sono quasi 6.000 positivi accertati e 16.200 persone in isolamento. I ricoverati sono oltre 1.600, più di 300 in terapia intensiva. Il picco massimo dei contagi è previsto per metà aprile. L'arrivo dei respiratori è quindi fondamentale nella programmazione della Regione. Per questo si sta provvedendo anche al prelievo dei respiratori in uso dai veterinari. La parte meccanica e i respiratori negli studi veterinari sono tutti per uso umano.
Ovvio che poi utilizzano dei cateteri, dei tubi che sono rapportati alle trachee e quindi alle anatomie animali, però sono assolutamente respiratori che sono efficienti e quindi abbiamo un censimento di respiratori, in via prudenziale cominciamo a raccogliere anche quelli. Ad oggi sono 7.531 i tamponi effettuati in tutta la ULSS 3 Serenissima, dei quali 2.633 al personale sanitario. Complessivamente 90 i dipendenti sanitari risultati positivi con pochi asintomatici, un piccolo incremento dei casi registrato ieri nei pronto soccorso con complessivamente 220 accessi, dei quali 85 a Mestre, 25 a Venezia, 30 a Dolo, 56 a Milano e 24 a Chioggia. E già da oggi sono disponibili pass per i parcheggi gratuiti all'ospedale di Mestre per tutto il mese di aprile. E sono state oltre 1.000 le aziende venete controllate dagli Spisal per un bacino complessivo di oltre 100.000 lavoratori. Per l'assessore Lanzarin il quadro emerso è buono. Dal 16 di marzo al 20 di marzo sono state controllate 1.085 aziende per un totale di 108.256 lavoratori, quindi capite insomma che sono state controllate un bel po' di aziende in ogni azienda sanitaria, quindi nelle 9 aziende sanitarie della nostra regione tramite gli Spisal. Dalla logistica alla grande distribuzione passando per la metalmeccanica e i trasporti sono diversi settori che sono stati controllati in 7 giorni dagli Spisal del Veneto prima della stretta ulteriore voluta dal governo tra sabato e domenica con le nuove chiusure. Solo nella giornata di lunedì 23 marzo per esempio le imprese venete messe sotto la lente sono state 233 con il record di Treviso, ben 85 tra aziende del distretto del mobile e della coltivazione dell'uva. Nelle altre province i controlli sono stati dagli 8 di Belluno ai 26 di Padova, diversi gli aspetti indagati. Abbiamo verificato che ci fossero il distanziamento tra le persone di almeno 1 metro, che fossero presenti detergenti igienizzanti per il lavaggio delle mani, la presenza dei prodotti disinfettanti per la pulizia delle superfici, la cartellonistica varia. E quindi anche tutto quanto riguarda il regolamento per quanto riguarda le mense, i servizi igienici, i spogliatoi, insomma che fosse garantita anche qui insomma pulizia e igienizzazione. L'azione degli Spisal ha fatto emergere, a sentire la stessa Lanzarin, un quadro confortante. Non mi risulta che sia stata chiusa nessuna azienda. È emerso che la situazione è una buona situazione, quindi le ditte hanno capito e hanno subito provveduto a distanziare le persone ai posti di lavoro, hanno provveduto anche a recuperare i prodotti per l'igienizzazione, per la pulizia delle mani e quant'altro, quindi insomma noi abbiamo comunque un riscontro positivo da questi controlli. Colpito da ordine di carcerazione della Procura di Treviso un albanese di 51 anni che è stato arrestato nel comune di Annone Veneto dagli agenti delle volanti della Polizia di Portogruaro durante i controlli per il Covid-19. Arrestato dovrà espiare una pena di 7 mesi e 21 giorni per il reato di evasione. Prima di essere condotto presso il carcere di Pordenone, l'arrestato è stato sottoposto al protocollo di triage preventivo per il Covid-19 presso l'ospedale di Portogruaro. Un gabinetto di guerra dalla quale il Comune di Venezia coordina le attività, i servizi e l'informazione ai cittadini durante l'emergenza sanitaria. Il sindaco Brugnaro parla della Smart Control Room del Tronchetto. Rifiuto nel modo più assoluto che il lavoro di una persona che fa gratuitamente, tra l'altro, da 5 anni, che si impegna dalla mattina alla sera, possa essere sostanzialmente offeso da alcune persone che io ritengo meschine. In questo mese sono stato sempre al lavoro. Il sindaco di Venezia, Luigi Brugnaro, respinge le polemiche di chi gli imputava un'assenza dalla città di fronte all'emergenza coronavirus. Brugnaro parla in diretta in videoconferenza Facebook dalla Smart Control Room del Comune al Tronchetto, che definisce una sorta di gabinetto di guerra dal quale ogni giorno alle 16 offrirà informazioni ai cittadini. Oggi ci sono arrivati gli elenchi delle persone in quarantena, non c'erano mai stati dati, adesso ci sono stati dati, ovviamente sono elenchi che a noi servono per fare 2 tipi di azioni: uno, le verifiche, i controlli, perché lo ripeto, le persone che sono a casa in isolamento fiduciario sappiano che loro non possono proprio uscire di casa, mai. A Venezia ci sono 1.243 persone in isolamento, 3.489 in tutta la città metropolitana.
Se molte decisioni sono prese a livello governativo o regionale, spiega Brugnaro, il Comune è impegnato ad offrire tutti i servizi possibili, a partire dalla consegna delle mascherine fino alla gestione di un numero telefonico che offre, assieme ai siti istituzionali, le informazioni necessarie ai cittadini. Stiamo organizzando un servizio, ci metteremo, faremo degli accordi, ci sono già delle strutture che stanno facendo questo, un servizio però di aiuto psicologico a delle persone che magari cominciano ad avere dei problemi e star chiusi in casa da tanto tempo. Diversi dei servizi abitualmente erogati dal Comune rimangono attivi, gli sportelli sono aperti, seppure ora la comunicazione avviene necessariamente a distanza. Brugnaro conferma infine i risultati dello studio che aveva condotto il consigliere Paolo Pellegrini, ricalcolando gli abitanti di Venezia attraverso i consumi d'acqua. Oggi sicuramente turisti non ce ne sono, non ce n'è uno. Per cui abbiamo rifatto il calcolo e Veritas certifica che sono 100.000 persone, cioè il calcolo globale dell'uso dell'acqua, oggi ci sono soltanto le persone che vivono a Venezia evidentemente, e viene fuori che tra residenti a questo punto e domiciliati sono circa 100.000 le persone in centro storico. Mi sembra una buona notizia comunque. I porti di Chioggia e Venezia sono operativi nonostante tutto, l'ha dichiarato oggi il presidente dell'autorità portuale Pino Musolino e sulla Costa Vittoria ha detto la questione è risolta. Pur essendo il primo sistema portuale a essere entrato in zona rossa, Chioggia e Venezia sono pienamente operativi e funzionanti. Ovviamente con tutte le restrizioni e con tutti i limiti che sono stati posti dai vari decreti che si sono succeduti, però i porti di Venezia e Chioggia sono in questo momento pienamente operativi al servizio dell'intera catena logistica, soprattutto per quanto riguarda l'approvvigionamento di materiali per i nostri supermercati e soprattutto per mantenere in piedi solida una filiera biomedicale che serve ovviamente alle nostre strutture sanitarie. Il presidente dell'autorità portuale dell'Alto Adriatico ha voluto evidenziare la piena operatività nel corso di una videoconferenza per fare il punto sulla situazione, rendendo noti anche i numeri. Febbraio, ha dichiarato, ha chiuso con un più 4,3%, il trend positivo dopo un fine anno molto complesso. Per marzo continua, se ci sarà una tenuta o una compromissione non significativa dei traffici sarebbe un risultato di grande valore. Il presidente ha commentato anche la questione della nave da crociera Costa Vittoria, sul cui attracco a Venezia il governatore Zaia si è detto più volte contrario, definendo queste imbarcazioni bombe da contagio. Per rassicurare tutti, la questione Costa Vittoria è stata risolta tra ieri e oggi con un forte spirito di collaborazione tra gli armatori, noi e le varie altre autorità in campo, a partire dal prefetto che su questo è stato estremamente utile e presente, e ovviamente anche la Regione che è sempre stata opportunamente tenuta informata. In questo momento la Costa Vittoria ha già superato lo stretto di Messina, sta navigando nel Tirreno e quindi si fermerà in uno dei porti del Tirreno, molto probabilmente Civitavecchia, quindi non verrà a Venezia. Venezia ha scongiurato il problema della Costa Vittoria previsto per il 28. Per quanto riguarda l'arrivo delle altre due navi che sono previste per il 10 di aprile e una per fine aprile, non è ancora dato sapere precisamente la data, stiamo lavorando per fare lo stesso tipo di operazione e quindi di non portarle sul territorio di Venezia, non perché siamo, come dire, dei vigliacchi che rifiutano di fare il proprio dovere, ma perché riteniamo che, essendo il primo porto entrato in zona rossa già dall'8 di marzo e avendo un sistema sanitario regionale che sta lavorando al 1000% per garantire posti letto a tutti, sarebbe un inutile sovraccarico, oltre che a un'esagerazione e un rischio portare ulteriori decine di potenziali infettati su questo territorio. È stata prorogata l'iniziativa lanciata la scorsa settimana di poter parcheggiare gratuitamente alla Marittima, l'annuncio dell'assessore Venturini. La settimana scorsa abbiamo lanciato insieme alla VTP e al Porto di Venezia questa nuova possibilità di parcheggiare gratuitamente al parcheggio 5 della Marittima per i lavoratori pendolari. Visto la grande utilizzazione che ha avuto e anche l'utilità da parte per i lavoratori pendolari, abbiamo voluto insieme al Porto e VTP prorogare questa disponibilità fino a fine emergenza. È quindi un servizio molto utile per i lavoratori pendolari a ridosso della fermata marittima del People Mover e potrà essere quindi fruito da chi ne ha bisogno. Ringrazio il Porto e ringrazio VTP per aver accolto questa importante richiesta della cittadinanza.
E adesso l'odissea di 2 studenti veneti che non sanno come rientrare a casa da Genova quando venerdì sbarcheranno da una nave della Farnesina che dalla Spagna, dove si trovano, li riporterà in Italia. È lo stesso Nicolò Gasparini di Meolo a chiedere aiuto per sé e per la compagna di studi, una trevigiana di Silea, Martina Alfiera. Sentiamo il suo appello. Lui è Nicolò, 21 anni, di Meolo, studente Erasmus, bloccato a Barcellona con Martina, anche lei studentessa Erasmus, ma di Silea, in provincia di Treviso. Ci ha mandato questo video per chiedere aiuto. Non sanno chi potrà portarli a casa una volta sbarcati a Genova, dice. Giovedì mattina io e la mia amica Martina partiremo col traghetto delle grandi navi della Farnesina da Barcellona per arrivare a Genova al mattino seguente. Il problema è che una volta arrivati a Genova non c'è modo di tornare a casa. Io risiedo nella provincia di Venezia e la mia amica Martina in provincia di Treviso. I nostri genitori hanno fatto innumerevoli giri di chiamate a polizia stradale, carabinieri. I ragazzi, per il tramite delle rispettive famiglie, hanno chiamato tutti, ma proprio tutti, Farnesina e prefetture comprese, ma nessuno al momento ha saputo indicare come farli rientrare in Veneto dalla Liguria. Le prefetture di Venezia e Treviso che non hanno saputo dare risposte esaurienti. Con l'aggiunta dello stop totale di Trenitalia verso il Veneto, salva esclusivamente Verona con un collegamento a Roma-Bolzano e l'unico treno di Italo a lunga percorrenza da e verso il Veneto con partenza da Roma. I nostri genitori hanno inoltre contattato il numero di emergenza del coronavirus, cioè il 1500, che li ha dirottati all'unità di crisi della Farnesina, che ha detto che non è un problema di loro competenza. Inoltre oggi mi è giunta voce che non sono stati bloccati tutti i treni da e per il Veneto e non sappiamo come fare per arrivare a casa. Non abbandoneremo i nostri figli a Genova, siamo disposti a tutto pur di non lasciarli. Così la mamma di Nicolò, il ragazzo che avete appena sentito, scioglie ogni riservo di pensiero. Il nuovo decreto prevede appunto che in casi di emergenza ci si possa muovere da casa per andare a prendere dei parenti stretti e riportarli a casa. E noi andiamo. Eccola, battagliere forte, voce e volto di Paola Turchetto, la mamma di Nicolò. Li andremo a prendere, questa è un'altra emergenza, non abbandoneremo i nostri figli, ci dice, mostrandoci anche la mail con cui il Ministero degli Esteri le ha risposto. La competenza è di altri. E lei, di rimando, sostiene di averli chiamati tutti senza esito questi altri. E così, costi quel che costi, con il marito, camionista in pensione, sono disposti a intraprendere la strada che li condurrà verso i loro ragazzi. Sono 3 giorni che ininterrottamente contattiamo prefetture, uffici di polizia stradale, perfino la segreteria di autorità governative, la Farnesina, e purtroppo non siamo venuti a capo di niente. Nella concatenazione degli eventi questa mamma si dice certa di voler intraprendere questo viaggio venerdì prossimo. E rientriamo, almeno ci sembra, perché tutti restano nel vago, che la nostra situazione sia una situazione di emergenza. Ogni sua parola pronunciata accoglierà il bersaglio, quello di accudimento che l'istinto di una mamma sa affrontare con coraggio e determinazione nel momento di massimo bisogno. Stop. L'organizzazione ci abbandona qui. È iniziata nel veneziano la distribuzione delle mascherine fornite dalla regione. Nel prossimo servizio le indicazioni su come poterle ritirare. Stiamo proseguendo quotidianamente, mano a mano che vengono riforniti appunto i nostri magazzini. Abbiamo iniziato con le farmacie, poi le edicole, i tabaccai, insomma tutti quei punti di riferimento essenziali per il cittadino e che può trovare aperto oggi. Quello che vogliamo comunque assicurare ai nostri concittadini è che ne verranno distribuite continuamente in maniera tale che ognuno a casa propria possa godere dell'uso della mascherina qualora debba necessitare per un'uscita, per fare la spesa, portare le immondizie, insomma.
quelle azioni, quelle attività indispensabili che dobbiamo compiere. Finora nel Comune di Venezia i volontari della Protezione Civile hanno distribuito oltre 40.000 mascherine fornite dalla Regione e la consegna continua. Ad oggi contiamo oltre 70 volontari impegnati quotidianamente in queste consegne, tenendo presente appunto che stiamo parlando dell'intero territorio comunale, quindi centro storico, isole, terraferma, nelle varie realtà. Il territorio è piuttosto vasto e l'impegno è massimo, e quindi cogliamo anzi l'occasione per ringraziare questi volontari, perché fanno un lavoro assolutamente più che nobile, soprattutto ponendo un accento particolare su quelle che sono le persone in quarantena, i disabili, le persone anziane, le persone insomma che più hanno motivi rispetto anche agli altri per potersi procurare una mascherina e sentirsi più al sicuro. Domani saremo oltretutto impegnati con altre consegne dai parroci, quindi in quelle che sono le realtà delle nostre comunità, e quindi per questo di quartiere in quartiere dove è solito recarsi il cittadino per tante motivazioni troverà un altro punto d'appoggio. L'invito resta quello di non creare code e assembramenti per evitare l'intervento delle forze dell'ordine e inutili sanzioni. Sono mascherine gratuite, servono esclusivamente proprio per andare a fare la spesa, consegnare l'immondizia nelle isole ecologiche e così via. Quelle che tutti vorrebbero, le FFP2 piuttosto che le P3, sono date prevalentemente agli operatori sanitari, proprio perché dobbiamo guardare chi sta in prima linea tutti i giorni e ha contatto con chi ha contratto il virus. Non si tratta di presidi medici e sono strettamente personali, quindi non è consentito un utilizzo promiscuo neanche tra i componenti dello stesso nucleo familiare. Non sono lavabili. Adesso la cronaca aveva proibito l'ingresso ai clienti sprovvisti di mascherina, ma chi non l'aveva poteva comprarla da lui al prezzo di 2 euro. Nei guai è finito il titolare di un ortofrutta della Riviera del Brenta, che dopo il controllo dei carabinieri di Dolo si è visto notificare una sanzione amministrativa di oltre 5.000 euro per aver posto in vendita prodotti non alimentari, gli unici per i quali era autorizzato. Il patriarca di Venezia, Monsignor Moraglia, ha voluto esprimere, dopo il suo toccante messaggio di ringraziamento ai medici, un segno concreto di vicinanza alla sanità veneziana nella battaglia al coronavirus. Non solo le sue parole molto belle e toccanti non sono mai tardate come vicinanza ai medici, ai malati e al personale sanitario. Il patriarca di Venezia, Monsignor Francesco Moraglia, ha voluto disporre una donazione economica agli ospedali di Dolo, Villa Salus di Mestre e Jesolo. Il vicario episcopale per gli affari economici del patriarcato di Venezia, Don Fabrizio Favaro, spiega. Nei giorni scorsi il patriarca Francesco aveva scritto una lettera accorata per ringraziare i medici, gli infermieri e quanti sono impegnati nell'assistenza e nella cura dei contagiati. Volevamo che questa vicinanza poterla manifestare anche con un piccolo gesto concreto. Ecco allora la proposta di una donazione da parte della diocesi di Venezia, della Chiesa di Venezia, ai 3 ospedali sui quali insistono le parrocchie della diocesi. Ci si è concentrati sui 3 ospedali dedicati in particolar modo alla cura del coronavirus. Dopo aver sentito i direttori generali abbiamo indicato queste 3 strutture, quella di Mestre, Villa Salus, quella di Dolo e quella di Jesolo. Ci rendiamo conto che è un piccolo segno, forse molto piccolo, poco, però voleva essere un modo proprio per rendere concreta questa vicinanza, questo aiuto e la presenza della Chiesa che mai viene a mancare, soprattutto quando può accompagnare la vita degli uomini. Anche la Gran Bretagna ha attivato in queste ore il blocco totale, allora il reportage su quanto sta accadendo a Londra con le immagini e il racconto di un'ex studentessa veneziana che da tempo vive nella capitale inglese. Non c'è niente, non ci sono saponi, non ci sono... praticamente non c'è niente. I supermercati sono vuoti da quasi una settimana. A Londra situazione caotica dopo le dichiarazioni del primo ministro inglese Boris Johnson sul lockdown, cioè il blocco totale, come qui da noi in Veneto.
Nella capitale britannica, dove è concentrato un terzo dei casi positivi di tutto il Regno Unito, 40 le stazioni della metro chiuse, con in arrivo ulteriori tagli alla rete dei trasporti pubblici. È il racconto di Alena, ex studentessa veneziana con laurea Ca' Foscari, che da tempo vive lì. I supermercati, dice, unici esercizi che possono tenere aperti, presi letteralmente d'assalto, con scaffali razziati di quasi ogni bene, come ci mostra con le immagini da lei stessa girate. Qui a Londra la situazione è praticamente assurda. È da una settimana, anche di più, che i supermercati sono quasi vuoti. Non ci si trovano le cose essenziali come il sapone, il disinfettante, il pane, la pasta, le verdure, la frutta, la carne, non c'è quasi niente. Sono andata a fare la spesa 2 o 3 giorni fa e sono ritornata con la borsa vuota. Anche in Gran Bretagna si può uscire soltanto per fare la spesa, per lavoro, per portare a spasso il cane, per fare assistenza a chi ne ha bisogno e unica deroga fare esercizio. Il blocco per l'intanto per 3 settimane. Il risultato è quello visibile anche ai nostri occhi, come riportano chiaramente queste desolanti immagini. Cambio di marcia del Premier Johnson perché, su ammissione dello stesso, la sanità inglese non è eguagliabile a quella italiana e lì il problema è, con l'aumento dei casi di contagi, rappresentato dai pochissimi posti in terapia intensiva. Siamo in chiusura, vi lascio le previsioni del tempo, grazie per l'attenzione, buona serata. Bentrovati al meteo. L'irruzione di aria fredda siberiana avrà conseguenze anche nella giornata di mercoledì 25 marzo. Ma vediamo la previsione nel dettaglio. Sul Veneto condizioni di tempo in prevalenza asciutto e stabile, il cielo si presenterà tuttavia molto nuvoloso e coperto. Vedete, al pomeriggio non si escludono anche dei rovesci sul bellunese. Temperature fredde, minime comprese tra -3 e 2 gradi, massime oscillanti tra gli 8 e i 10 gradi. Ci spostiamo ora sul Friuli Venezia Giulia, anche qui il cielo sarà grigio e nuvoloso, senza piogge, al pomeriggio non si esclude anche qualche parentesi maggiormente soleggiata. Temperature minime tra lo 0 e i 2 gradi, massime invece tra 6 e 11 all'incirca. Uno sguardo infine alla situazione del Trentino Alto Adige. Il cielo anche qui sarà coperto un po' dappertutto, qualche sprazzo di sole al pomeriggio sui settori più settentrionali della regione. Temperature minime tra -1 e 1 grado, massime invece tra 10 e 11. Dal meteo di Antena 3 per ora è tutto, grazie per l'attenzione e arrivederci.